Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video in cui non so bene come approcciarmi, perché la notizia l'avrete letta sia nel titolo che nella copertina, ma soprattutto su internet. Sembra che Andrea Carboni sia destinato ad essere un nuovo acquisto del Monza. Io all'inizio pensavo che fosse soltanto una voce di corridoio, sapete, quelle miliardi di voci che trapelano eh, durante il calciomercato. A Cagliari siamo esperti di voci trapelate, perché di miliardi di giocatori ne arrivasse uno. E pensavo fosse una di quelle, però poi, facendo un giro su internet o su Instagram in generale, trovo questo, perché cercando Carboni Monza ne compaiono veramente tanti, tra l'altro anche di fonti autorevoli tipo Gianluca Di Marzio, OneFootball, che OneFootball non è proprio l'autorevolezza fatta notizia di mercato, però comunque ha la sua importanza. Calcio Casteddu, che addirittura il 20 giugno, quindi ieri alle 23:38, pubblica un articolo scrivendo: Carboni Monza, fumata bianca in vista. Formula di acquisto sulla base di 4 milioni di euro più bonus. Il difensore del Cagliari, Andrea Carboni, sembra pronto a trasferirsi al Monza. Come abbiamo già detto, OneFootball, 131, quindi le fonti ci sono e sono tante. E questa notizia di calciomercato, ovvero questa trattativa, lascia perlomeno a me molte perplessità, veramente tante, perché io non voglio additare la colpa a nessuno di questa trattativa, ok? Potrebbe essere colpa della dirigenza, senza ombra di dubbio, come potrebbe essere la colpa stessa del giocatore, ok? Voi direte, come fa a essere colpa dei Carboni se ha rinnovato l'altro ieri? Non ha rinnovato, ha prolungato il contratto, che sono due cose diverse, perché Carboni andava a scadenza nel 2025, quindi non l'anno prossimo. Ha prolungato il contratto di altri 2 anni e adesso ce l'ha fino al 2027. Il prolungamento e il rinnovo sono due cose totalmente diverse. Sostanzialmente con il prolungamento del contratto non si va a toccare quelle che sono quello che è lo stipendio del giocatore, che rimane invariato. Adesso non ricordo quanto guadagnasse Carboni, comunque non stiamo parlando di cifre astronomiche. Comunque, come dicevo, le opzioni sono due, ovvero o è la dirigenza che ha voluto questa cessione o è il giocatore stesso. Ripeto, faccio fatica a pensare che sia il giocatore stesso, perché lui a Cagliari ci tiene, lui tifa il Cagliari, lui ama il Cagliari, ed è per quello che mi viene difficile pensare che sia stato proprio il ragazzo a chiedere una cessione. Ma è possibile perché giustamente, essendo comunque un buon giovane che ha le potenzialità per giocare in A, è anche giusto, immaginandomi di essere lui, di potersi giocare ancora le proprie possibilità in Serie A, e magari farlo con una neopromossa potrebbe essere la scelta più giusta. Però d'altro canto mi sono immaginato quest'altro scenario, che secondo me è molto più plausibile. Il Cagliari si ritrova in rosa due coppie di centrali, cioè una coppia di centrali che dovrà essere per forza usata, ok? E tra questi ci sono Altare, Carboni e Goldaniga. Essendo che il Cagliari ha fatto, seppur esiguo, però un investimento su Goldaniga e probabilmente vorrà puntare anche su di lui in Serie B, e abbiamo bisogno di trovare liquidità il prima possibile e nella maniera più rapida possibile, anche
sacrificando dei giovani provenienti dalla propria primavera, hanno deciso, secondo me, coattamente di mandare via Carboni. E quindi, secondo me, questo sarà, a quanto pare, un trasferimento un po' controvoglia da parte del giocatore, nel senso che si è trovato quasi costretto a doversene andare perché magari sotto pressione dalla stessa dirigenza, nonostante il prolungamento di contratto. Ovviamente queste sono mie illazioni, magari non sarà mai andata così o magari ci ho azzeccato, non lo so e penso che nemmeno lo scopriremo mai. Però è bello ogni tanto creare queste teorie. Certo è che la partenza di Carboni fa male, perché è vero quando leggo e vedo gente che dice ok, ma Carboni non ha dimostrato in questi 3 anni nulla perché ha alternato partite buone a partite disastrose, e posso essere d'accordo, però ricordiamoci che è giovane, è un classe 2000, può ancora avere margini di miglioramento, e il Cagliari in questi anni non ci ha mai puntato concretamente da titolare, quindi è chiaro che poi un giocatore cerca strade diverse per poter fare questo salto di qualità, perché tu, che sei la squadra cui lo hai fatto crescere dai primi anni in cui giocava a pallone fino all'approdo in Serie A, non gli dai la possibilità di farlo crescere nel concreto, in quel caso il giocatore potrebbe sentirsi legittimato a chiedere una cessione, e farebbe bene. Molti potrebbero fare degli analogismi col caso Murru. Il caso Murru è totalmente diverso, perché Murru in effetti aveva la completa titolarità della fascia sinistra, e ogni anno, io me lo ricordo, si diceva questo sarà l'anno di Murru, l'anno in cui Murru esplode, l'anno in cui Murru farà bene, l'anno in cui scopriremo di avere un grandissimo terzino sinistro. Non è mai stato così, e la riprova ce l'abbiamo avuta nel corso degli anni, perché poi alla Sampdoria e al Torino, mi pare fosse andato, non ha fatto granché, proprio zero, è rimasto il solito Murru. E forse in alcuni anni, forse quello col Torino e quello con l'ultimo con la Samp non avevano nemmeno la titolarità. Quindi bisogna saper pensarla, secondo me, pensare a 360 gradi, perché additare subito la colpa alla società, per quanto possa essere straconveniente e strafacile, e sarei stato io il primo a farlo, potenzialmente potrebbe essere la mossa più sbagliata, perché veramente potrebbe essere solo e soltanto colpa di Andrea, che vuole giocare ancora in Serie A, e non gliene posso fare una colpa. Mi dispiacerebbe, sì, ma non gliene posso fare una colpa, come non gliene posso fare una colpa per esempio a Rog, che vuole avere la possibilità di giocarsi il mondiale e quindi vuole andare via da Cagliari. A livello umano ci sono rimasto non male, malissimo, veramente malissimo, però mettendomi nei panni del giocatore io capisco. Però io sono un tifoso e per me il bene del Cagliari è la cosa primaria, quindi chiunque non vuole rimanere a Cagliari deve andare via, e tra questi ci può essere anche chi a Cagliari ci è cresciuto ma vuole avere ancora la possibilità di giocare in Serie A, quindi stiamo parlando appunto di Carboni. Io non lo so voi come la pensate, perché l'argomento è veramente tosto, non è facile da affrontare. Qui si sta parlando di un ragazzo che ha dimostrato più e più volte di amare questa maglia, che è cresciuto con questa maglia e si ritrova all'improvviso dopo una retrocessione sul calciomercato. Non si sa se per volere suo o per volere di qualcun altro, però ci si trova ed è a un passo dalla cessione. È tutto così insensato. Io mi auguro soltanto
mi auguro soltanto che se verrà ceduto non verranno fatti acquisti e che salga dalla primavera Palomba, che ha più volte dimostrato in questo campionato primavera di poter giocare, secondo me, anche in Serie A. Le capacità ce le ha, quindi andare a spendere soldi per comprare un altro giocatore quando tu volendo hai anche già Obert in rosa sarebbe assurdo, perché per una coppia di difensori centrali, visto che Liverani ha la difesa a 4, ne servono appunto 4, 2 titolari e 2 riserve. E tenersi un Palomba e Obert come riserve e Carboni e Altare e Goldaniga come titolari, a me sinceramente non dispiacerebbe. Tra l'altro magari qualcuno potrebbe dire: perché non è stato ceduto Altare? Altare probabilmente non verrà mai ceduto, perlomeno in questa stagione, perché ha dimostrato tanto lo scorso anno. Goldaniga, non so se l'ho detto, nel caso lo ripeto, perché non verrà ceduto, perché il Cagliari comunque ci ha speso dei soldi, e Goldaniga in Serie B probabilmente, ripeto, un'altra mia illazione, non scenderebbe in B per fare la riserva. Staremo a vedere. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!